Il problema possiamo cercare di risolverlo solamente con l'Europa. Un tetto al prezzo del gas al più presto, un'azione unitaria dell'Europa a cui far seguire quella di ogni singolo paese, e a richiamare l'Europa al suo dovere solo poche ore prima era stato da Cernobbio anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Serve, aveva detto, una risposta europea all'altezza dei problemi, risposta che il Presidente di Unioncamere sintetizza così. L'importante è che si sganci il prezzo dell'energia dal valore del gas, perché purtroppo è questo il problema, ossia noi stiamo pagando la corrente elettrica molto di più di quello che si paga, ma questo è venuto prima della crisi dell'Ucraina, quindi c'è una speculazione in atto già da parecchio tempo. Non fosse così, il nostro paese continua resterebbe in balia della speculazione. La tensione del mondo dell'impresa è altissima e le risposte devono essere immediate. Forte la presa di posizione anche dei sindaci. I sindaci sono la parte politica che più sta accanto al cittadino e quindi questo atto di solidarietà e non solo di solidarietà, non dico un atto dovuto, ma però è comprensibile. Nei prossimi giorni è stato fissato un incontro tra Unioncamere e il Garante dell'Energia. 2 anni fa a Treviso la firma di un protocollo chiamato Aria, importante, che consentì un notevole risparmio alle attività commerciali del centro con l'appello a chiudere le porte dei negozi. L'ammalato però, Chiosa Pozza, sta entrando oggi in agonia. Non possiamo pensare che la nostra capacità di resistenza, di innovare, di ricercare, perché si stanno fermando anche gli investimenti. Io conosco tanti imprenditori che dovevano investire con fotovoltaico oppure riammodernare gli impianti o acquistare nuove macchine che hanno ritardato e lo spostano più avanti a tempi migliori.